L'emissione rumorosa di gas intestinali dall'ano generano in lingua napoletana una serie di espressioni diverse a seconda della continuità, dell'intensità, della durata, della rumorosità e anche degli aspetti olfattivi. Insomma, oggi lezione accademica sulla scorreggia in lingua napoletana. E dal genio militare del nostro Führer. Dunque, cominciamo da una summa divisio. Vi sono due classi di emissioni, l'emissione rumorosa e l'emissione silenziosa di gas intestinali. L'emissione rumorosa, quella magari anche in più toni successivi, magari continuati, non sempre maleodorante. Non è detto che sia maleodorante, in napoletano è detta opiret oppure aperet. Perché il maschile e il femminile? Beh, in linea generale possiamo dire che pirito, il maschile, dal latino peditum, che significa appunto peto, flatulenza sostanzialmente. Beh, il pirito al maschile è meno rumoroso, in realtà è una durata inferiore rispetto alla pereta al femminile. In generale, in lingua napoletana, infatti, quando si vuole intendere qualcosa di molto più grande, la si rende al genere femminile. Quante volte accade, come nel caso del cucchiaio, a cucchiar, o tin, a tin, o tavola, a tavola, o pennell, a pennelless, o piret, picceril, a pereta, quella grossa. E quante locuzioni traggono dal termine pereta. 43 nella smorfia napoletana è una pereta fuori un barcone, in qualche modo questa donna che mette in mostra, che sbandiera le sue pessime qualità, diciamo la verità. Ha fatto pirito cardil. Sì, quando qualcuno parte da grandi premesse, chissà che vorrebbe realizzare, invece poi ha dei risultati minimi come il peto di un cardil, di un cardellini, insomma, ha fatto pirito cardil. Chi mi pare un pirito annasprato. Il pirito annasprato è il pirito inzuccherato. Sì, si riferisce a quel saccente, a quel supponente che pensa di darsi le vesti di superuomo, invece poi è un pirito annasprato. Sa da fa un pirito per quando è grosso culo, quindi bisogna sempre dimensionare le proprie azioni alle proprie possibilità. Anche perché nell'argomento un errore di valutazione potrebbe essere pericolosissimo. Dovete sapere, lo sfintere anale possiede dei sensori in grado di riconoscere il materiale presente all'interno dell'ano. Se c'è aria danno al cervello l'impulso di emettere una scoreggia, se c'è materiale fecale danno al cervello l'impulso di fare la cacca. Beh, talvolta questi sensori però sono scassati ed ecco quindi accade che uno confonde il materiale presente e accade un detto napoletano molto frequente, ovvero pensava che era un piret e invece era una cacata. Se il pirito è la scorreggia rumorosa, c'è poi l'altra emissione di gas intestinali, quella più perfida, più tremenda, quella silenziosa, che in napoletano appunto è la loffa. Loffa è dal tedesco Luft, che significa appunto aria, in fondo di aria si tratta, e ha delle varianti nella piloffa, ovvero più di una loffa, ne fa diverse una appresso all'altra, o ancora peggio nella loffa sceruppata, in qualche modo che è analogo al pirito annasprato, insomma, che cerca di vestirsi di nobiltà. L'imitazione del pirito fatta invece con la bocca è in napoletano opernacchie, che è ben differente dalla pernacchia. Sì, anche qui c'è una differenza di genere. Il pernacchio è il rumore che viene fatto per sfrugugliare, per offendere qualcuno invece. La pernacchia invece normalmente è quella è un'ingiuria che si rivolge a quella donna che insomma si sente molto brutta e quindi per attirare l'attenzione di tutti, come devo dire, si imbelletta, si acconcia in maniera molto appariscente anche nel vestire, insomma si impernacchia, diciamo, in lingua napoletana. Ma guardate che lingua, o piret, a peret, o pernacchie, a pernacchie, la lingua napoletana è straordinaria.